La provincia di Treviso pianifica gli spazi per l'avvio delle scuole superiori post-Covid. Nella Marca la corsa contro il tempo, oggi vertice in provincia. Coronavirus per contenere i microfocolai, l'ULSS 2 scriverà ad associazioni di volontariato ed agenzie per intercettare i lavoratori che ritornano dall'estero, in particolare le badanti. Si guarda con preoccupazione anche dalla Marca l'aumento di sbarchi di migranti sulle coste del sud Italia, il timore è quello di nuovi arrivi, il sindaco Conte abbiamo già dato. Il titolare della Sunset in zona Fonderia si sfoga su Facebook dopo la doppia multa e la sospensione per violazione delle norme anti-Covid. Lo Stato fa cassa sulle nostre spalle, dice. I carabinieri di Conegliano arrestano il bandito che il 5 luglio aveva rapinato una sala slot armato di pistola e con addosso la mascherina. Aveva già colpito 4 anni fa. Violento incendio in un'azienda agricola a San Zenone degli Ezzelini, l'intervento dei pompieri, bruciati 1500 quintali di fieno. Meno 2026 giorni alle Olimpiadi Invernali 2026 di Cortina Milano. In questa data simbolica si è riunito per la terza volta il CDA di Fondazione, la prima dopo il lockdown. Il Comune di Treviso si dota di un'auto ibrida a disposizione dello staff di sindaco e assessori. Ogni 100 km percorsi verrà piantumato un albero, l'iniziativa volta a promuovere buone pratiche per la sostenibilità. Buonasera, ben ritrovati con il TG di Treviso. In primo piano l'andamento dell'epidemia di coronavirus nel nostro territorio, con il quotidiano bollettino serale della regione del Veneto. Altri 22 casi si sono registrati nelle ultime 24 ore. Il totale dei contagi dall'inizio dell'epidemia sale a 19.671. Gli attuali positivi sono 624, più 15 rispetto a ieri. Nella giornata sono stati registrati inoltre altri 3 decessi che portano il totale delle persone morte a causa del virus a 2053, 1441 negli ospedali. La situazione nei reparti è comunque in miglioramento, i ricoverati sono in calo, 119, 13 in meno rispetto a ieri, 35 dei quali positivi. È stabile il numero dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive, complessivamente sono 7. Ed ora parliamo di scuola, perché la provincia di Treviso pianifica gli spazi per l'avvio delle scuole superiori post-Covid. Nella Marca la corsa contro il tempo fa i conti con la realizzazione di 2 macro interventi, in particolare il recupero della sede del Giorgi Fermi di via Ghirada ed il recupero del padiglione dell'ospedale di Castelfranco. Sentiamo. Scuola ai blocchi di partenza. Dopo mesi di totodate e misure da definire, la pianificazione degli spazi sembra fatta. Tutto da realizzare ovviamente con l'impiego di 1.300.000 euro messi a disposizione dal governo per mettere a norma i plessi scolastici più critici e adeguarsi alle norme post-Covid. Una corsa contro il tempo per i 39.612 studenti sistemati nelle 1.706 classi su 90 edifici. Numeri che chiariscono la dimensione della macchina scuola della Marca, che ha convocato dirigenti scolastici e ne ha raccolto le esigenze. Dagli interventi ordinari, come la rimozione di pareti per la creazione di aule più capienti, l'adeguamento di scale antincendio e i lavori per garantire il distanziamento, agli interventi straordinari. I 2 macro interventi sono relativi al polo scolastico di Treviso, con il recupero della scuola in zona Ghirada, una scuola oggi sottoutilizzata, che con interventi di ripristino degli immobili, degli infissi piuttosto che degli impianti, verrà messa a disposizione dell'Istituto Besta di Treviso. Il secondo macro intervento, ed è il più importante, è quello che si farà a Castelfranco Veneto, andando a riattare gli spazi della padiglione L, così è chiamato, ex ingresso dell'ex ospedale. Treviso e Castelfranco gli interventi maggiori, ma anche a Oderzo si è trovata la soluzione grazie alla disponibilità per alcuni locali di proprietà del Comune nell'edificio delle associazioni, o ancora per il polo Montebellunese si è trovata disponibilità per 4 classi nel Palazzo Piva a Valdobbiadene, mentre nelle 2 aule mancanti del Maffioli si ricaveranno da un accordo tra Einaudi e Levi Maffioli.
Ma oltre agli spazi per gli studenti e i 1425 banchi nuovi di zecca, l'altro interrogativo cruciale resta la didattica a distanza. La didattica a distanza significa anche che, tenendo conto appunto delle dimensioni delle aule, quindi anche della possibilità di capienza delle aule, il gruppo di studenti che magari sono eccessivi rispetto alla capienza può svolgere attività fuori dalla classe. Nodo al pettine di ogni ripresa dell'anno scolastico sono i numeri sul personale. Serve un maggior numero di collaboratori ATA, impiegati anche in virtù di sanificazioni più frequenti, e poi la partita delle graduatorie degli insegnanti, esaurite, si giocherà entro il 31 agosto quella delle supplenze. Covid-19, il punto ora sui focolai e sui contagi nella Marca. Proprio per contenere i microfocolai, l'ULSS 2 scriverà ad associazioni di volontariato ed agenzie per intercettare i lavoratori che ritornano dall'estero, in particolare le badanti, così da evitare l'eventuale diffusione del virus. Va fatto un lavoro molto approfondito in accordo con le associazioni di volontariato, con le agenzie interinali che seguono le badanti eccetera, e noi siamo a disposizione. Partirà anche una lettera in tal senso per testare queste persone, perché il nostro compito è solo quello di sanità pubblica. A noi non interessa sono in regola o non sono in regola, per noi è importante testarle. Contenere i focolai di Covid-19 provocati dal rientro dall'estero di turisti e lavoratori andando a esaminare piccoli gruppi o comunità più ampie. Va anche in questa direzione l'ULSS 2 alle prese con 3 ricoverati, 35 soggetti in isolamento domiciliare e altri 297 in quarantena. In caso si rientri da paesi a rischio, principalmente dall'est Europa e dai Balcani, è opportuna una verifica, anche perché i casi di virus importati da oltre confine stanno falsando il reale indice RT attribuito al territorio. Levando ovviamente i contagi di ritorno, cioè le persone che vanno in ferie all'estero, nei paesi a rischio, o va in Croazia o in altre parti, o levando quei focolai legati alle badanti o comunque alle persone che sono state all'estero, che vengono da noi a lavorare, andiamo sotto lo 0,40, quindi torniamo alla numerosità nel periodo ovviamente di non contagio. ULSS 2 che si sta attrezzando per partire con la campagna anti-influenzale dal 1° settembre. Primi 2 obiettivi: vaccinare oltre il 75% degli anziani e il 60% degli operatori sanitari. Questo serve a fare un discrimine serio e contemporaneamente dà una protezione, evitando anche a noi e ai medici di famiglia di fare un doppio lavoro. Il dirigente delle microbiologie del Veneto, Roberto Rigoli, replica intanto al virologo Andrea Crisanti, secondo cui il presidente Zaia si starebbe affidando a chi sostiene che il virus è morto. Noi abbiamo fatto la fotografia di quello che era accaduto in quel momento, cioè la diminuzione dei pazienti positivi in ospedale, ma mai e poi mai abbiamo detto che il virus si sarebbe fermato o risulta morto. Non c'è nessuna tensione tra me e Crisanti, poi lui fa le sue considerazioni, ma io lo invito sempre a sedersi a tavolino e confrontare i dati. Obiettivo: spegnere i focolai prima che il nuovo contagio si velocizzi, lo dice il virologo Giorgio Palù, ospite della nostra emittente, che però avverte la situazione in questo momento è sotto controllo. Dobbiamo preoccuparci? Ecco, questa è la domanda. Allora la domanda è: dobbiamo essere obiettivi, né drammatizzare né certamente sottovalutare. Perché non dobbiamo drammatizzare? Perché guarda caso si tratta tutti di casi in larga misura asintomatici. La mortalità, quindi, abbiamo svuotato le terapie intensive e soprattutto questi casi sono in larga misura, non solo in Veneto, ma anche in Emilia e in Lombardia, dove si stanno riaccendendo questi focolai, sono in larga misura asintomatici. L'R con T cosa abbiamo detto che misura? L'esordio dei sintomi, ma se i sintomi non ci sono, ecco perché dico è meglio che misuriamo l'incidenza, il numero e come sta replicando il virus, perché allora se vediamo che in alcuni focolai sta impennandosi come vediamo in questo grafico, è lì che dobbiamo intervenire rapidamente. Quindi allora in questa fase è importante sì considerare l'epidemiologia, i contagi, i numeri, è fondamentale. Perché dobbiamo spegnere questi focolai? Perché più lo spegniamo il virus, meno il virus circola e meno ce lo troveremo. Come si spengono i focolai? Allora, i focolai c'è un modo di spegnerli che
ovviamente vanno tracciati dal punto di vista virologico, quindi sono le 3 T, testing, tracing and tracking, quindi testare, fare saggi, quindi serologia, diagnosi diretta, ricerca del virus, tracciare i contatti. Cosa vuol dire tracciare i contatti? Quando ho un positivo io devo subito risalire a il numero o quali persone questa persona è stata in contatto con, quindi nei giorni, quando? Nei 4-5 giorni precedenti, che sono il periodo prodromico in cui il virus infetta e poi tende a manifestarsi. Dobbiamo misurare i contatti dei contatti e i contatti dei contatti dei contatti, quindi i contatti primari, secondari e terziari di un soggetto positivo al virus. Quindi tracing, tracking cosa vuol dire? Che dobbiamo censirli esattamente, e censirli vuol dire che il provvedimento immediato è che dobbiamo ricorrere all'isolamento di questi soggetti. Intanto si guarda con preoccupazione anche nella Marca l'aumento di sbarchi di migranti sulle coste del sud Italia. Il timore è quello di nuovi arrivi in Veneto e nel Trevigiano. Aumentano gli arrivi di migranti sulle coste italiane. A luglio a Lampedusa c'è stato un vero e proprio boom. Il prefetto di Treviso, Maria Rosaria Laganà, ammette di stare seguendo con attenzione l'evolversi della situazione, augurandosi di non dover affrontare una nuova stagione di trasferimenti in strutture, quelle sparse nella provincia, che si stanno progressivamente svuotando. Il timore e la preoccupazione c'è, non fosse altro perché è chiaro che, come dire, si tratterebbe di andare a riempire nuovamente in misura significativa quelli che sono gli spazi che abbiamo, e quindi questo andrebbe anche in qualche modo in contraddizione con l'impegno preso da tempo con i sindaci di ridurre il più possibile le presenze. Dobbiamo evidentemente attendere gli eventi. Sperando, aggiunge il prefetto, che il lavoro che sta compiendo a livello internazionale il ministro dell'Interno Lamorgese porti a ridurre la tensione sulle coste. Tema migranti tornato di stretta attualità non solo per gli sbarchi ma anche per il focolaio di Covid di Jesolo, con i richiedenti asilo positivi trasferiti a Cavarzere. La situazione di Venezia somiglia un po', per fortuna con esiti diversi, a quello che era capitato nella caserma Serena. Qui la fortuna è stata di avere un solo positivo, e capisco le preoccupazioni dei sindaci del luogo, ma evidentemente un focolaio non vuol dire necessariamente un'epidemia. Non intende sentir parlare di nuovi arrivi il sindaco di Treviso Mario Conte, che ricorda i disordini all'ex caserma Serena di poche settimane fa. Non è una questione di razzismo, premette, ricordando di aver ricevuto a Cassugana proprio ieri i 3 giovani migranti che si sono diplomati al Palladio e al Giorgi. Il prefetto è ben consapevole che Treviso da un punto di vista dell'accoglienza ha già dato e sta già dando molto, perché ripeto, all'interno della struttura ci sono più di 330 persone, quindi credo che Treviso stia già abbondantemente facendo un servizio importante e non ha altri spazi da mettere a disposizione. Chiude il ristorante Sunset perché non rispetta le norme igieniche relative al Covid. Il titolare si sfoga sui social accusando gli enti pubblici di fare cassa sulle spalle di chi lavora. La multa l'avrei pagata, scrive, ma con la chiusura mi hanno rovinato. Ci vediamo quando la ristorazione non sarà più un crimine, un commiato e uno sfogo vero e proprio quello che consegna ai social Andrea Zuin, titolare del ristorante Sunset, zona Fonderia. Probabilmente noi non riapriremo più, e credo che investire oggi dei soldi in uno Stato nemico, perché è uno Stato nemico non amico, sia da deficienti. Locale per il quale erano scattate multa da 400 euro e chiusura il 10 luglio per 5 giorni per non aver rispettato la normativa relativa al buffet, ma essendo rimasto aperto ancora il 13 luglio è scattata una nuova chiusura e la denuncia. Gli agenti in borghese sono entrati in questo ristorante e hanno accertato che effettivamente le segnalazioni da parte dei clienti erano veritiere, cioè c'era un self-service buffet in corso in violazione di quelle che sono le norme attuali, cioè i clienti non si possono servire da soli ma devono essere serviti dai dipendenti del ristorante proprio per questioni igienico-sanitarie. Si scaglia contro gli agenti della polizia locale accusando gli enti e lo Stato di fare cassa sulle spalle di chi a fatica dopo mesi di chiusure forzate causa Covid e promozione serrata fa i conti con le difficoltà. Sostiene che per 3 persone in piedi senza mascherina sia stata una sorta di ingiusta punizione. Siete ridicoli,
siete ridicoli. Cioè multare persone che vanno a lavorare è demenziale, e che poi che illecito avremmo mai commesso, e perché poi io dovrei pagare per le responsabilità. Ok, io sono responsabile, ma io non posso pagare per le gesta stupide degli altri. E poi, dico, si sono alzati in piedi per fare 2 metri. Ok, ti multiamo perché abbiamo riscontrato l'illecito, ma non mi fai chiudere. Perché mi fai chiudere? Perché mi fai chiudere 5 giorni? Io dopo la vostra chiusura ho perso metà dei miei clienti. A replicare alle accuse il comandante dei Vigili di Treviso: non andiamo in cerca di far multe, dice, e la chiusura non la decidiamo noi, ma è prevista dalla normativa. La multa l'avrei pagata volentieri, senza batter ciglio, ma chiudere, è ingiusto. Vertice dei Benetton. Oggi pomeriggio l'assemblea di edizione ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione della società, confermando Gianni Mion alla carica di presidente. I cugini Alessandro Benetton, Christian Benetton e Franca Bertagnin Benetton. Nel nuovo board entrano Ermanno Boffa, Giovanni Ciserani, Claudio De Conto e Vittorio Pignatti Morano Campori. Il CDA individuerà a breve un amministratore delegato che avrà tra gli altri il compito di definire ed attuare le linee strategiche del gruppo. Il mandato del nuovo CDA sarà di un triennio e quindi fino alla data di approvazione del bilancio, che si chiuderà il 31 dicembre 2022. In una nota il CDA sottolinea che l'ingresso nel consiglio di amministrazione dei nuovi consiglieri, forti di significative esperienze industriali e finanziarie anche internazionali, contribuirà a fornire un importante apporto di idee, energie e competenze per lo sviluppo futuro di Edizione. Ancora cronaca, perché in prefettura questa mattina c'è stato il tavolo sulla sicurezza incentrato su Conegliano dopo il violento pestaggio di venerdì sera ed il successivo arresto di un giovane senegalese. Il sindaco ha chiesto ed ottenuto maggiori controlli. Il comandante della polizia locale propone l'introduzione nel regolamento comunale di zone rosse della città da vietare ai soggetti pericolosi. Saranno ulteriormente intensificati i controlli delle forze dell'ordine a Conegliano. Al tavolo convocato dal prefetto Maria Rosaria Laganà dopo il violento pestaggio di venerdì sera con un 21enne albanese ridotto in fin di vita da un 23enne di origini senegalesi già in carcere, è stato disposto l'invio in città di rinforzi, polizia e carabinieri. Oggi abbiamo chiesto ancora più controlli sul territorio, nelle fasce orarie più delicate, quelle serali, quelle notturne, ma anche durante il giorno vedere militari dell'arma che camminino comunque per il nostro territorio è una cosa importante, una cosa che abbiamo chiesto. Questi verranno fatti nelle prossime settimane, perché episodi come quello a cui abbiamo assistito non devono più esistere nella nostra città. Di sicuro a livello investigativo l'azione c'è ed è stato dimostrato, soprattutto grazie anche all'ausilio delle telecamere di videosorveglianza. Ma altri strumenti si possono prevedere a livello amministrativo per rendere più efficace l'azione di prevenzione di degrado e violenze. Già presenti nel regolamento di polizia urbana restrizioni sull'uso di alcol e divieti sull'assunzione in aree pubbliche di stupefacenti. Un ulteriore strumento che possiamo introdurre è quello di individuare le cosiddette zone rosse. E quindi individuando queste zone nel regolamento di polizia urbana è possibile applicare poi le regole che sono state messe in campo con i decreti sicurezza, e mi riferisco all'allontanamento delle persone appunto giudicate pericolose o comunque che disturbano dai luoghi individuati appunto come zone rosse. E proprio i carabinieri di Conegliano hanno individuato ed arrestato il bandito che nella notte tra il 5 ed il 6 luglio scorsi aveva rapinato una sala slot armato di pistola e con addosso una mascherina anti-Covid, scoprendo che aveva commesso una rapina nello stesso luogo 4 anni fa. La paura che ti rimane addosso è incalcolabile. Sono passate 2 settimane da quella pistola puntata addosso, ma la sua voce al telefono trema ancora. La voce del dipendente della sala slot Admiral di Conegliano, che la notte tra il 5 e il 6 luglio è diventato il bersaglio del bandito con la mascherina da Covid, che lo aveva minacciato più volte: dammi i soldi o ti ammazzo. Ci parla, ma non vuole essere intervistato perché quella paura non è ancora passata. Nonostante i carabinieri gli abbiano appena comunicato che il rapinatore è stato individuato e arrestato, informandolo anche di un particolare inquietante. Il 58enne pluripregiudicato, origini meridionali, bloccato a Ponte di Piave dai militari dell'Arma, aveva rapinato esattamente la stessa sala slot, l'Admiral, nel 2016, vittima stavolta una ragazza.
Anche allora era stato arrestato poco dopo e, scontata la pena, uscito di galera, ha ripetuto il copione. Un copione andato in scena poco prima delle 3 di notte, verso la chiusura della sala. È entrato, racconta il dipendente, con la mascherina da Covid sul volto. Si è diretto al bar e ha chiesto se c'era da bere, poi, approfittando del fatto che fossi di schiena, me lo sono trovato davanti. Mi puntava la pistola alla tempia. È stato terribile. L'uomo non poteva sapere che l'arma fosse in realtà finta. In quegli istanti il panico prende il sopravvento. Il bandito lo ha minacciato di morte, poi si è fatto consegnare in tutto quasi 800 euro, non prima di aver colpito con un calcio al fianco il dipendente, la cui unica colpa era quella di aver fatto cadere per sbaglio alcune balconote. Poi è sparito. Ma la macchina investigativa dei carabinieri si è messa in moto subito. Il video della telecamera di sorveglianza, la testimonianza della vittima hanno consentito di individuarlo. Gli esiti della perquisizione successiva all'effettuazione dell'ordinanza di custodia cautelare hanno fatto sì di poter ritrovare elementi di riscontro all'ipotesi investigativa. Sono stati infatti individuati gli indumenti utilizzati durante la rapina, nonché la pistola, rivelatasi successivamente un'arma a giocattolo, utilizzata per la commissione della medesima. Nuovo arresto dunque come 4 anni fa, ma la paura e l'inquietudine della vittima di quegli istanti di violenza saranno difficili da dimenticare a breve. E drammatica vacanza in Alto Adige per una 35enne di Carbonera, Giorgia Piovesana, caduta dalla bici sbattendo violentemente il capo. L'incidente è avvenuto sabato scorso mentre la giovane percorreva la ciclabile Dobbiaco-Linz. La donna, inizialmente trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale di San Candido, si trova attualmente ricoverata nel reparto di neurologia dell'ospedale di Bolzano in coma farmacologico. La prognosi resta per ora riservata. I medici altoatesini potrebbero scioglierla già nei prossimi giorni. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma restate con noi, tra poco ancora cronaca dalla provincia di Treviso. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Proseguiamo con la cronaca, vediamo il violento incendio che è divampato in un'azienda agricola. Circa 1500 quintali di fieno sono andati in fumo per un incendio che si è sviluppato in un'azienda agricola di San Zenone degli Ezzelini in via Fontanazzi. I vigili del fuoco di Castelfranco e Bassano hanno presto domato le fiamme che si sarebbero sviluppate per autocombustione e hanno interamente danneggiato le 2 tensostrutture che custodivano il materiale. Un episodio analogo si era verificato in questi giorni anche a Bressanvido. Commozione e cordoglio questa mattina nella chiesa di Santa Maria Assunta a Mogliano per i funerali di Pierantonio Novello, il primario di anestesia dell'ospedale di Oderzo, a lungo anche al Cafoncello di Treviso, scomparso nei giorni scorsi a causa di un tumore contro il quale lottava da tempo. Un dramma che ha sconvolto la comunità e anche l'intera azienda sanitaria. Il comune di Treviso si dona di un'auto ibrida a disposizione dello staff, del sindaco e degli amministratori. Ogni 100 km percorsi dall'auto verrà piantumato un albero. Questa è l'iniziativa volta a promuovere le buone pratiche per la sostenibilità che rientra in un progetto più vasto di riforestazione urbana. Per fare l'albero ci vuole il seme. Per fare un albero ci vuole un fiore, motivetto che va attualizzato con per fare un albero ci vogliono 100 km di viaggio. Questa è in sintesi l'iniziativa presentata dal Comune per promuovere la mobilità sostenibile e le buone pratiche relative alla riduzione dell'impatto ambientale derivato dall'uso di combustibile. L'esempio arriva dal primo cittadino, che ha adottato a disposizione del gabinetto e degli amministratori una vettura ibrida caratterizzata dalla tecnologia plug-in che permette di caricare le batterie direttamente dalla rete elettrica domestica. Il tutto rientra in un progetto più ampio legato all'ambiente. Infatti, ogni 100 km percorsi da questa vettura istituzionale verrà piantumato un nuovo albero. Stando alle stime, avendo percorso con la vecchia auto circa 7.000 km, dovrebbero essere piantati 80 alberi in aree definite dall'amministrazione. Un piano di investimenti, quello per la riforestazione, che rappresenta il più grande intervento comunale mai fatto a favore delle politiche ambientali. La forestazione urbana è alla base di quello che è di tutti quelli che sono i piani di sostenibilità ambientale fatti nei protocolli internazionali, il protocollo di Parigi, il protocollo di Kyoto. E cosa prevede? Prevede che vengano individuate delle aree, prevalentemente in area pubblica, in cui vengono piantumati dei boschi
con piante autoctone che servono a compensare quelle che sono le emissioni di CO2 e di inquinanti e quindi contemporaneamente a permettere un abbattimento dei PM10 nelle nostre zone. Spazio ora alle notizie da Belluno e provincia. Oggi pomeriggio il cantiere in corso per i lavori di ristrutturazione dell'ex Hotel Ampezzo a Cortina è stato posto sotto sequestro preventivo dai carabinieri della compagnia della Conca su delega della Procura di Belluno. Al momento non sono noti i motivi del provvedimento giudiziario. Ed ora l'andamento del dell'epidemia di Covid-19 nel bellunese, il punto con il direttore generale dell'ULSS 1 delle Dolomiti. 16 persone positive, 219 in isolamento, 100 delle quali di rientro da paesi extra Schengen e poi 3 persone ricoverate all'ospedale San Martino di Belluno. Il direttore generale dell'ULSS 1 Dolomiti, Rasi Caldogno, fa il punto sull'epidemia da coronavirus nel territorio bellunese, una situazione sotto controllo con alcuni mini focolai legati soprattutto a rientri dall'estero, mentre si è ridimensionato quello scoppiato a Feltre a fine giugno. Un focolaio che vedeva 9 soggetti positivi e attualmente rimangono soltanto 4 persone positive. Un altro focolaio è legato al comune di Cesio Maggiore, in questo caso connesso al rientro di un badante da un paese appunto estero, e rimangono 3 persone positive, così come 3 persone rimangono positive e in verità anche ricoverate per un focolaio che si è verificato in provincia di Belluno, sempre per un rientro dall'estero. Chi arriva dai paesi extra Schengen, esclusi dalla blacklist, deve denunciare il proprio rientro ed effettuare la quarantena obbligatoria di 14 giorni con monitoraggio del Dipartimento Prevenzione. E proprio per chi arriva dall'estero, l'ULSS 1 ha attivato un servizio di informazioni telefoniche allo 0437 51 4343. Per quanto riguarda le 10.000 prestazioni sanitarie sospese per il lockdown, ne restano ancora da recuperare 1.100 nel distretto di Belluno ed altre 1.000 in quello di Feltre. Sono dovuti anche alle nuove norme di sicurezza e di distanziamento che sono previste. Queste nuove norme hanno dilatato i tempi di erogazione delle nostre prestazioni. Meno 2026 giorni a Milano Cortina 2026. In questa data simbolica si è riunito il CDA della Fondazione con il compito di organizzare i Giochi Olimpici invernali. Quella in corso al Pirellone di Milano è la terza riunione del CDA di Milano Cortina, la prima dopo il lockdown, in cui si inizia ad esaminare nella sua completezza il progetto. All'ordine del giorno, a quanto si apprende, c'è tra l'altro una modifica dello statuto. Ieri, nel corso di un'informativa generale, i consiglieri hanno esaminato tutti gli aspetti del progetto in circa 170 slide su piano di marketing, budget, comunicazione sulle sedi olimpiche. 2 giorni per guardare al futuro con fiducia e speranza, ha commentato il presidente del CONI Giovanni Malagò sul profilo Instagram della Fondazione. Milano Cortina 2026 non è solo Milano, solo Cortina o solo 2026. Da oggi per i prossimi 10 anni queste Olimpiadi e Paralimpiadi parleranno di un'Italia vincente e l'Italia parlerà al mondo, ha assicurato l'AD della Fondazione Milano Cortina Vincenzo Novari. Ed in chiusura vi ricordo la nostra rubrica dedicata ai vostri bimbi. Continuate a mandarci i video con i vostri bambini per Bimbi in TV. Vi chiediamo come sempre di mandarci via WhatsApp al numero 351 1755 340, non delle semplici foto ma dei brevi video, possibilmente in orizzontale. Storie, giochi e passatempo dei vostri bambini potranno così diventare, se lo vorrete, energia per tutti. Ed è tutto dunque per questa edizione dei nostri TG. Grazie per essere stati con noi, come sempre vi lascio al meteo. Arrivederci.
Benvenuti al meteo. Anticiclone un po' più debole, prevale sempre il bel tempo ma con qualche fenomeno. Il dettaglio di mercoledì 22 luglio. Sul Veneto in pianura cielo da sereno a poco nuvoloso, addensamenti sulle zone montane nel corso della giornata, nuvolosità a tratti anche consistente con possibili temporali anche di moderata intensità e localmente accompagnati da grandine e in estensione anche alle zone limitrofe. Temperature più in linea con la media del periodo, minime tra 17 e 22 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 29 e i 35 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, stessa situazione, ampio soleggiamento, in corrispondenza dei monti qualche temporale che localmente si porterà anche sulle pianure. Temperature minime fino a 22 gradi, massime sui 30-32 all'incirca. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, bel tempo al mattino, poi locali precipitazioni possibili un po' su tutto il territorio regionale. Temperature minime sui 18-19 gradi all'incirca, massime fino a 33 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.